Cateno De Luca ad Agrigento per questo tour in vista delle elezioni europee. Ecco, quali sono le aspettative? Sono venuto a portare l'acqua e meno male che sono venuto, considerato che in questi giorni la siccità ha confermato quello che è un abbandono totale della politica, delle esigenze basilari del territorio. Partendo dall'acqua ci colleghiamo a quella che sono i fondi di sviluppo e coesione che continuano a riassegnarci, ma che ovviamente non spendiamo mai. Qua ad Agrigento è il simbolo di risorse assegnate in 10-20 anni, ma con una classe politica non riesce neanche a garantire i servizi di base. L'Europa va fermata, va modificata la logica del rapporto con l'Italia, ma soprattutto dobbiamo dare una spallata a questo sistema politico mafioso che ormai in questa terra ci soffoca sempre di più. Supererete la soglia? Noi abbiamo fatto la previsione di raggiungere il 4,2% per un motivo molto semplice. Abbiamo avuto già 2 anni fa 510.000 voti dei siciliani sul progetto da sindaco di Sicilia, che rappresenta oltre il 50% del numero necessario per arrivare al cosiddetto milione di euro, a 1 milione di voti, che corrisponde a 4% nazionale. Tante le aspettative, ma perché dare la preferenza a De Luca? Perché è una persona seria che mantiene gli impegni e ha dimostrato, dove ha avuto fiducia, di saper amministrare e ricambiare, soprattutto in termini di servizi e di cambiamento radicale, quella che è effettivamente la politica del fare e dell'amministrazione. Noi non facciamo parte della categoria dei truffatori e dei truffattini del voto. Quale sarà la vostra posizione all'interno del prossimo schieramento, se sarete presenti nell'Unione Europea? Noi non potremo essere comunque con le famiglie europee che hanno contribuito a rendere più liberticida l'Europa, quindi non potremo mai partecipare con coloro che vogliono mantenere le quote sulla produzione agricola, zootecnica, sulla pesca, con coloro che vogliono portare avanti il disegno criminale della Bolkestein e mettere le mani sulle nostre spiagge e ovviamente mettere sul lastrico tutti i cosiddetti ambulanti. Saremo con coloro che vogliono fermare questa invasione dell'Europa e quindi questo attentato alla nostra sovranità, e sosterremo progetti che invece consentono all'Europa di fare quelle poche cose che ha senso, come una diplomazia comune per far cessare la guerra, come politiche comuni per quanto riguarda l'emigrazione. Ecco, queste sono le cose che ha un senso fare a livello comune, di tutto il resto che ritorni alla sovranità degli Stati, ma soprattutto dei territori. Si parla di dissalatore di nuovo a Porto Empedocle. Beh, stronzate se ne dicono tante in campagna elettorale, quindi figuriamoci, non mi meraviglia neanche che magari faranno pure qualche dica. Siamo alla vigilia d'altronde di un voto importante, ci sarà pure oggi un Consiglio dei Ministri dove, guarda caso, affronteranno il problema delle liste d'attesa. D'altronde la Meloni e Salvini ci hanno abituato alle stronzate politiche, ne dicono tante in campagna elettorale, poi fanno tutto l'opposto. Gli italiani infatti sono schifati, non vanno a votare e purtroppo da questo punto di vista non hanno torto, ma sbagliano a non andare a votare, perché ormai questo è lo spettacolo indecoroso che ci ha riservato la politica. Ecco, si parla di un altissimo indice di percentuale di non voto. Noi abbiamo registrato in Sicilia nel 2019 il 65% di astensionismo alle europee, e questo presuppone che proprio il meridione e la Sicilia sono quelle che hanno subito maggiormente l'ingresso in Europa. Ed è vero, perché se oggi le aziende agricole, zootecniche sono sul lastrico è perché c'è l'invasione dei nostri mercati di prodotti, di porcherie che provengono da stati terzi, volutamente sostenuti anche dall'Unione Europea, e quelli che sono anche i servizi basilari di vivibilità come l'acqua, come le strade, come le scuole. Queste sono situazioni, per non parlare degli ospedali, della sanità, che ovviamente diventa sempre più per pochi, e quindi una sanità anche saccheggiata da un rapporto patologico col privato. Tutto questo crea disaffezione, ed ecco perché dico
oggi è il momento di reagire e la risposta è andare a votare e bocciare i truffaldini del voto. Tutti i partiti nazionali hanno considerato la Sicilia come il loro pisciatoio, basta, c'è un'alternativa oggi, si chiama libertà, si chiama Cateno De Luca.